Alessandra Moretti all'attacco su tutta la linea, nel suo mirino l'avversario per la presidenza della regione Luca Zaia. Dall'ultimo caso del dirigente regionale Tiziano Baggio, che siederebbe nell'organismo indipendente di valutazione di Palazzo Balbi senza averne titolo, alla sanità, per Moretti è arrivata l'ora di voltare pagina nel governo del Veneto. Il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, mi ha chiamata personalmente per dirmi che la situazione della sanità veneta è ormai allarmante, scrive sul suo profilo Facebook, e lo sentiamo ogni giorno sulla nostra pelle. Moretti che prosegue il suo tour da una provincia all'altra, lungi dal sentirsi abbandonata dal premier Renzi. Sandra Moretti è forte, più forte di prima, e Matteo Renzi verrà proprio questa settimana in Veneto, a dimostrazione che quella battuta è stata solo una battuta strumentalizzata. In realtà Matteo Renzi intende lottare fino alla fine per conquistare tutte e 7 le regioni. Certo, non possiamo nasconderci che in alcune regioni è più difficile. Per il centro-sinistra è sempre stato difficile in Veneto, ma soprattutto dopo un governo, un ventennio di Galan e di Zaia, credo che sia arrivato il momento di cambiare, e i veneti senz'altro avranno il coraggio di farlo. Domani sarà il ministro delle infrastrutture e dei trasporti Graziano Del Rio a venirle a dar manforte in Veneto. Alle 16 sarà a Vittorio Veneto, dove si incontrerà col sindaco Roberto Tonon per affrontare la questione relativa al traforo di Sant'Augusta. Alle 17:30 a Castelfranco, in piazza Giorgione, per un incontro pubblico legato alle elezioni amministrative e regionali. Io guardo semplicemente al sentimento che mi circonda, all'entusiasmo che c'è nelle piazze, nei mercati, e al fatto che i cittadini veneti mi dicono di andare avanti e di non mollare, ma di avere grande determinazione anche quando governerò questa regione.